Andiamo a Gruaro invece, dove c'è una anomalia, se non altro perché l'attuale sindaco Gasparotto in qualche modo ha sbattuto. Perché? Perché alle prossime amministrative rischia di correre da solo, contro la sua volontà del resto, perché dice ci vuole un po' di spine ogni tanto. Sentite. Alle amministrative di primavera, con una sola, cioè la lista civica per Gruaro di Giacomo Gasparotto, il sindaco sia disponibile a ricandidarsi. Tutti me lo chiedono, dice Gasparotto, ma io penso di aver già dato. Comunque l'importante al momento è che si presenti almeno un'altra lista. Senza il necessario pungolo dell'opposizione si rischia di afflosciarci. In effetti è dal 1990 che Gasparotto tira la carretta da primo cittadino, con la sola interruzione tra 2004 e 2009, quando però è stato vice sindaco. Ma a preoccupare è la concreta eventualità che manchi l'opposizione di centrosinistra. Sia la capogruppo di Cittadini di Gruaro, Francesca Battistone, diventata recentemente mamma, che Fabia Camponogara si accingono a gettare la spugna. Dopo 12 anni da consigliere comunale, dice la Camponogara, ho deciso di impegnarmi solo nel volontariato. Dubito però che altri siano in grado di mettersi su una lista, ed anche la Battistone sembra avere altri interessi. Non ho più l'entusiasmo di 5 anni fa, dice, è difficile fare opposizione a Gasparotto. In tema di opere pubbliche ha dimostrato di saper trovare risorse in quantità. Ed anche dalla parte della lista civica leghista Forza Gruaro, Lega Nord, sembra essere venuto meno la spinta per fare una lista autonoma. Io non sono più iscritto alla Lega, precisa l'unico consigliere Matteo Bortolussi, e da tempo collaboro con la lista di Gasparotto, eventualmente aderirò a questa lista.